bene, partiamo dalla terza posizione che vede Alessandro Concini dell'Atletica Valli di None Sole con 17,85. Premiato da Marco Tommasini, presidente dell'Atletica Rotaliana. Seconda posizione per Stefano Galli dell'US Quercia Trentin-Grana che realizza i 150 metri con 17,61. E poi vincitore è Lorenzo Paisan dell'Atletica Trento con 17,06. Questi i primi tre atleti dei 150 metri piani cadetti. Passa l'atleta Giulia Bertini, è ultimo giro per questi 1000 metri ragazze. Giulia Bertini, è Giulia Bertini e a seguire Michela Fontana, quindi Giulia Bertini del GS Trilacum va a vincere questi metri piani.